Jimmy Fontana canta Che sarà? Che sarà? Paese mio che stai sulla collina, ti stesso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono e niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei sono quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa e tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, cose niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do un appuntamento dove e quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto una chitarra e se la notte partirò, una legna nel mio paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. La raya, la raya, la raya, la raya, la raya, la raya. Champagne, Peppino di Capri, hoje a Tilda che Giovanni, Peppino di Lento. Per brindare un incontro con te, che eri in alto. Ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia. Cominciava la festa e già
te girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Si vuoi, ti accompagno, si vuoi, la scusa più banale per rimanere solo io e te, e poi gettare via il perché, amarti come sei, la prima volta, l'ultima. Champagne per un dolce segreto, per noi un amore proibito, ormai resta solo un bicchiere e di un ritorno da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, vi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Cameriere, champagne, hey, la 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 ya la la ya la, e viva il filo italiano, la 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 ya la la ya la 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 A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon? Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.
O Edgar Marostica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver. Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história. Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite. Che spettacolo, che maraviglia, buonasera! Permesso che non siamo di arrivare col nostro filo italiano stasera qua a Serafina Correa, Serra Gauscia, Rio Grande do Sul. Freddo, tempo nuvolo a diversi giorni, vento che mai che taglia e busna sulle rece, una temperatura bassissima, va bene? E ieri dir che viene neve, proprio tanto freddo. Edgar Locatelli Marostica, il capo del nostro filò, non siamo di arrivare un poco differente, sapete perché? Diversi della nostra equipe, ieri renton te la quarantena. Marti che viene sarà filò normal, però stasera faremo una retrospettiva di diverse cose, scherzemo, ridemo, si appassemo. Qual è il nostro italiano? Quant'è il filò? Edgar Locatelli Marostica, proprio così, la lingua dei nostri migranti italiani, dei soddescendenti, è il nostro italiano, lingua di referenza culturale brasiliana. Siamo proprio di arrivare, ma per arrivare scherzando e ridendo, con sonate, ringraziando i nostri patrocinatori, ringraziando il gruppo Partigiani, musicale di Caxias do Sul, ringraziando il gruppo Nani di Pinto Bandera, ma con altri stasera, Jatir Decchi Giovanni, un cantore di musiche degli anni 60-70 lì in volta. Oh mio Signore, in questo mondo, diverse di quei bei sonate lì, lui che è musicista, cantore, lei qua di Bento Gonsalve viene a animare la nostra serata, proprio così, giusto? In nome di Adirnet, provedore di accesso internet con tecnologia fibra ottica, in nome di Botta Superleve Baspan, il meglio stival del Brasile, Migi Plus, ração e supplementi per le bestie, bestie belle, bestie sane che occorre, ração de Migi Plus. Abbiamo anche Polivalente, il supermercato che tengo conceito di essere un mercato da famiglia di Santa Rosa, vodka raisca, vodka delle meglio caipirinhe, Paludo. Ecco, Lojas Paludo com o Festival da Bota Feminina da Cota, Via Marte e Ramarim, proprio così, Festival da Bota. Lojas Paludo espera por você, com moda e com estilo. 7 loje, 4 a nostra região. Pian Alimentos, ração para cão, gato e peixe com altíssima qualità e alta conversão. Rede de postos Buffon, 90 posti di combustível, 4 Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Bravecto tratta, previne e controlla pool di carapati per di più di 90 giorni. Questo prodotto è di altissima qualità per i cagnetti. Abbiamo anche il modello Penei di Bento Gonçalves, Penei Bridgestone, Firestone, fora di strada, agricole, teccati questi Penei con prezzo buono, giusto così, godito modello Penei, ringraziando questi patrocinatori, va bene? Ma per cominciare il nostro programma, avanti di non chiamare il sonador, che le devo arrivare lì, ascolta bene. Una volta un casale, non era buoni di ver fioi, ma non era buoni di ver fioi. E allora non c'era l'ultrasonno, che non era le tecnologie del giorno di ancoi, capio? Ecco, che ancoi di una maniera o altra si fa fuori fioi. Allora andava da un dottore e veniva a casa e là beveva cose, si ha i mestieramenti e si tendeva e non era Cristi di far fioi. Curanderi, benzedere, no? Quelli che segnea, non era Cristi di far fioi. Finché già sapevo che nella città qua da Rente, città di Passofondo, che non era un cristiano, che era un studioso, pesquisadore, andati là e ha fatto diversi esami quando si venesti via, che si era scritto in cima della ricetta parole del dottore. E loro ha ciappato sta ricetta e si venesti a casa e discutendo casa l'uomo sta donna. Ecco, non avevamo fioi colpa tua donna. E la donna diceva, non avevamo fioi colpa tua uomo. E avanti così via, vai te quella. Non era buoni leder. Gli andati da un vicino e te che ricetta che era scritto una muccia di cose che non dà per capire.
e dopo che era scritto ancora in lettera grande SSPP. Allora la donna la gaffardava che ha detto, ma sarà lo che il mestiere qua? Lui ha detto, mi so cosa che l'è, le tickets mi abbona a fiori. Ma non stai preoccuparti perché provare qua. SSPP vuol dire san sanissimo, puro purissimo. Oh, e la lo guarda. Sarà che vuol mi a dire serve solo per pesare. E là, chiamiamo Jatir Dec Giovanni che si presenta il verde il nostro filo italiano. Eccola, buonasera, De Calma Rostica, è un piacere grande stare qua con il filò italiano, direttamente qua da Bento Gonçalves. Mi sono Jatir Dec Giovanni, che mi piace tanto il vino, ecco, per niente sono enologo. E allora sono qua dalla casa di Giovanni, dove qua si fa un po' di tutto, no? E anche io sono musicista e cantante. E in cui dobbiamo fare quella live qua insieme a voi, tutti voi, con grande piacere, beviamo vino, un po' di pignoni e parliamo qualche scherzo anche. E allora devo fare questa live e cantiamo un po' di musiche italiane, romantiche, degli anni 60-70 che ha fatto tanto successo. Ecco, allora per cominciare mi va a fare una musichetta che è l'italiano vero di Bobby Solo, Pensate voi che è buona la musichetta qua. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al vento, un partigiano come un presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con chiudone, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, coi occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anche io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba lamenta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove del primo calzetto, una bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anche io. Hey! Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Tutti insieme. La 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 la.
lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare la canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Filo italiano. Guarda che fumassera, quanta salera! Fogo! Fogo, Tusi! Ah. Ecco, Giatti, un struconasso a te. Jatir Jack Giovanni animando la nostra serata stasera. Tanto freddo quanto a Serra Gaúcha! Veni a Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Caxias, qua a Serafina, veni farme una visita, veni, quante che epoca, veni passare freddo anche altri qua. Ma noi altri animiamo il nostro filò con Jatir Jack Giovanni, giusto? E adesso che abbiamo una frotola, sì, con tutta la equipe, commerciante sguelto e furbo, andiamo a vedere, ride un pochettino, vai là. Allora ascolta, sto Cristian che ha aperto un commercio, il vecchio era medio vecchio, che ha passato il fiol, e il fiol era furbo, ma ve pensate della pesa, sì, a pesa, la balanza, sì, quella del sì, batoccio che ne in qua, sì, ecco. Più. Allora lui aveva due balanze, una per comprare e una per vendere. E una per vendere. Era mettido proprio. Il biscio era mettido. Allora c'è un dealer là che vende talvez rento i tusi de... Fiscai. Fiscalizzazione. Fiscai. In quelli che nel metro, ma che tempo là generalizzava. Riva rento i fiscai. Lui che guarda così in tre, gli ha detto, noi vamo querer un chilo di un prodotto che tu vende bastante. Ah, io vendo di tutto. No, che tu mai vende? Fumo. Una volta tutti fumea. Tutti fumea. Allora c'è un rollo di fumo là, pesa un chilo. Tá bom, quanto che è? 12 conti. Paga i 12 conti, che è il tempo là, un chilo di fumo. E allora due resta là e uno va via a camioneta. E va là e torna e dice, ha detto, o teu peso non è un chilo. È 900 e pochi etti. Madonna che c'ha fuori uno scartafaggio che finca una multa, ciò. E che chiamano autuazione. In 30 dito che a pagare, che vendeste a vacca, del latte per pagare la multa. E lei parla in brasiliano, in portoghese, sì. Parlava un po' in portoghese, un po' in italiano. Se capire, che non si capire. Era un battibuio. Olha aqui, ó, daqui a 30 dias nós vamos voltar aqui. 30 di torniamo in Rio qua. Se che se qualche cosa sbagliata, organizza palmas pra você. Te che entri di nuovo. Un'altra multa. C'ho 30 di dopo lui pensa, fontiche, com'è che va a arrangiarla? Sta balanza. Sì. Allora ritorna in Rio che ha detto, ascolta qua, siamo tornati in Rio 30 di dopo, Rivarento c'ha in 3 di nuovo, come dire, un'altra multa, lui che ha detto, ma lui che pensa, che ha detto, sol che mi adesso il fumo. Sondrio venderlo a metri. Come che tu sai? Cioè che ha detto mi vendo il fumo in metro. Allora ha detto così, dammi 3 metri. 3 Chiappa metri. 1, 2, 3 insieme al balcone che era l'1, 2. No, vede un tocco di soga di un finidese dopo di un finidese. Tutti che aveva tutto marcato così. La tamecala anche se queste è ancora così. Allora che vendeste 3 metri di fumo. Lo ricciappa il fumo, pagano insieme dei metri di fumo il prezzo che ha pagato, dato via la camionetta che ha preso il fumo, tornando e detto, il prezzo che pagare in metro non corrisponde al peso, multa di nuovo. Ma gli ha detto, vendeste aggiunta di poi a caretta per pagare la multa. Ma sapeva cosa e poi ha detto vendo più fumo, ma guardati com'è che andava più vendere fumo? Sì, che tutti fumea. Era la fonte di renda sua. Rivarento un ciucco che vuol fumo te che mi te copa. Matteo, ti pianta il culo te sfenisse, cava via a testa. Allora che pensa, perché qua del 30 di torna in Rio. E torna in Rio. Pensa. E lui che comincia a ensaiarsi per parlare in portoghese. Quando torna qui io o querer falar in portoghese. Ecco, ciò torna in Rio, 30 di dopo arriva Rento e detto, buon dia,
tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Ainda continua vendendo fumo. Não tem como não vender fumo, tocca vendere anche fumo, não adianta. E tu tá vendendo como? Eu tô vendendo o fumo no tempo. Ah, no tempo? Sì, no tempo. Come no tempo? Signore, fuori del sol? No, no del tempo che tu vai qua. Del tempo, allora così da te. Mi conto fino a 10. Ti ciappi a punta del rollo qua? Sì. E mi conto, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pum! Taglia il fumo e ti paghi per tempo. Ma come funziona? Bom, tu pega a ponta do fumo aqui e tu corre. Quanto mais tu correr, mais fumo tu leva. Che bellezza, che maraviglia, così sia bei, scherzi, ridere, passarsela. Un giorno tanto freddo e qua, nella nostra regione, assomiglia banda Valtri che si deve assistirmi per tutti i cantoni, la pandemia è ancora forte. Bisogna attendersi gran tanto qualche sintoma, qualche malessere desuito dal dottor. Capito il discorso? Non stemia maravigliarsi, di dal dottor subito. Ecco, bene. A famiglia Stefanon abbiamo fatto il sucro di canna e adesso noi andiamo a mostrare come è stato fatto il sistema proprio come si fa una volta, a zucchero mascavo, giusto? E in seguito andiamo con la sonata col gruppo Nani, che se tu Melero, Diego, Michael, Gigio con le ciccerelle, loro chisè le cicciarelle, a sonata, loro chisè de Pinto Bandera e de linea Giacinta de Farroupilha. Vai là, daghe aria! Ecco, Mario, ciò che giornata ancora. Fredda. Freddo. Stamattina le vai su, quatta serra Gauscia, quatta Rio Grande do Sul, niente de brina, giugno del 2020. Freddo. Proprio. Leva su schiarisse il dì, niente de brina, sol sta nebbia stasera, vero? Ecco. Altro che la Murana. Beh, infatti leva su 2 ore dopo, a brina. Del buon! Bellissimo il cappello qua! A Brina de D! Sul quanto Rio Grande do Sul! Marino, siamo a casa di chi? Dove siamo? Qua siamo a casa di Sabino Stefanon, della linea 12, comunità di San Giuseppe, pertence a Montauricqua. Qua pertence a Montauricqua? Qua sei a casa paterna, che a terra quasi era del mio nonno. Ah sì? Ma allora ti che è diritto allora? Ah sì, mi che sono venuto qua a rivendicare la eranza. Ma ancora noi altri andiamo allora a fare il sucro di canna. Sucro da canna, Sì. Mi volevo andare su Giuttarga, ma non mi può andare sul baranco. Ah sì? No. Allora andiamo a vedere com'è che si taglia la canna, si parecchia la canna per fare il sucro di canna. Guarda qua, allora Sabino, Darsi e Ademir, che sei da famiglia Stefanon, siamo in mezzo a un tocco di canna. Allora, prima di tutto sapere perché che sta a sa o piantare canna che tocco qua, Ademir? La canna, perché la sie una canna che viene il sucro bel, bianco, tutto sfregolato, dopo che siete il giarron, su per i monti, non sta a piantare canna dopo il pian che non viene niente, viene un petolò, dopo che siete il giarron, che ora viene bella, acciappa il sol, resta un guarappo più fisso e rende di più il sucro. Capio. Ecco, cosa ancora? Ho visto che quando che spelea canna a sé intera e mi ho sentito dire che gli dà fuoco per cosa? Perché dà fuoco, che allora il fuoco, il brusa e foglie, il brusa fuori tutta a peste, se che ne bissetti, sporcarini, mezzi sbari di canna, il brusa tutto. Netto. Quando che arriva là per il mese di settembre la attacca a buttare, la viene su fresca, quell'anno che viene bella. Allora fa butti nuovi, tutti nuovi. Ecco, così. Capito? Ecco. E Darsi, e allora io taglio via la ponta. Taglia via il ponte. Le foglie insieme. Quella è Sabino taglia via il ponte. E Darsi, fiochevo. Mi taglio via la canna, spara. Il sistema che andiamo a fare ancora di masenar o torciare
sta cana non è il medesimo di quando i gas cominciarono i 28 anni fa. Ora è un sistema di movesto col trattore e un torcio tutto quanto da ferro, va bene? E in canà che casca dentro del tascio, del bronzo. Ma Sabino, che lei ha quasi 200 anni e va a parlarmi come che l'era col torcio parà a voi. Sabino. Ancora, guarda, adesso lei è di ferro, lei è di ghisa te. Sì. Ghisa, si vede una volta l'era di Madeira i rugoli. Erano 3 rugoli grossi così, più o meno, poco più, poco manco, e che ha tutti i denti in fila. E noi i denti passavano un con l'altro, che era 3 torci qua in e attorno, e insieme che ha mettete un stangone lungo 5 metri. E insieme, un volta cosa quadrato con adesso mia attorno. Sì. E dopo mettete i boi in rodì attorno, che gli la soga tra la punta del culo via, e i boi in a senza parare con la soga. Loro i suoi. Solo un dio con una bacchetta d'acqua, una scuria. Sì. E i boi in e tocché in 3 incorciati. Un qua parea dentro la canna intera cosita, parea dentro quella banda qua. E un altro di là, allora c'è la canna ancora nei bagagli, parea dentro di qua. E viene fuori con via. E un c'è bagagli per la via. C'è nei bagagli qua, c'è una butella che la via. L'era per passare la canna 2 volte. 2 volte perché la molesse tutta di guarato. Il mosto. E con una latta sotto il torcio, così quando la latta era piena portava via il tasso, buttava dentro il tasso, finché era piena. Sì. Ma che voleva scominciare la mattina a buon'ora e finire a mezzodì, intorciamo a calare della canna. Ma viveva mezza giornata che voleva, e lei era mia canna grossa come questa, era quella dei cavalli di fina, finetta così, sì. E ancora voleva una giornata per intorciarla. Capito? Il lavoro qua sarebbe il bagato. E un che con il bagato qua adesso? Vedo che destino. Adesso oggi si è buttato il potrero e adesso è la magna. Ah sì? Ma la magna mia tutte, perché quelle più grandi, qua adesso medie dure, le magna sono quelle piccole, allora noi anche non buttiamo a colpi in poco per il potrero le bestie. Ma quelle che le sopra le meniamo la rossa per fare adubo. Fare adubo? Femo un muccio là, adesso il primo anno fa poco adubo, che le dure, ma femo un muccio e le si smarsisce. Smarsisce le diventano adubo. Il secondo anno che le là, ci abbiamo con il trattore da stessa, larghiamo fuori a fare adubo con la rossa. E te seccano altri, quando che mi lavorei in colonia, a me papà, anche sempre che c'era un loro qua. Sai che una volta io le terre restea pelate, sì. E corria acqua, per valete, in dia là i portei i bagagli, che una riga per tenere su a terra. Per tenere su a terra, anche una volta che mi se c'è un canale che corre acqua, potevo dentro l'anca adesso. E allora tieni su a terra, le figure a me la menare via a terra. Dentro del processo da fare il sucro bisogna spiumarlo, tirare via la schiuma. Sì. Mia vera Rosa, sì, ora cosa sei lo che il mestiere qua? Là è una cosa che ti tocci la canna e il resto del deposito dentro tocca il palo perché sennò il sucro giù via bello. Porcarie che viene su, che viene fuori. Schiuma da canna. Schiuma, ora quanto de pitte tiri via, pinnetto resta, mi è vero? Ecco. Ora dagli una pegata, vediamo. Rosa, ma cosa ti fa che l'estro lì? Va bene, il fondo guarda che le ore si riformulato. Allora come che funziona? Guarda il guaino del vado fisso così perché le fondo che le melato. Le becche melato? Sì. E quando che il boi è giallo così sta? Quando che il boi è giallo devi che il boi è vedo fisso, le perché le lo organizzo. Guarda, allora. fa il fil. Così te le melato. Avevo il paio per mettere la pusha pusha. Com'è che chiama la pusha pusha in italiano? Tira, tira. Idea? Ma non se, nessuno sa.
Ma mi so che era sta puscia, non era buona. Mi sono di sta puscia. Ti decidivo tirare fuori un poco di fuoco perché bisogna per manco fuoco. Adesso quando che me vado, io posso fare solo fuoco che non è bronzo per fare il succo. Perché se no si brucia di nero. Se tacca anche o no? Tacca sotto e non vai dopo il succo di bronzo con la calmetta che non arriva il succo. Con la calmetta, va bene. Ecco. Certo. Se fosse voler fare le rapadure, mentre che mandolini rento del sucro, in che punto del sucro? Un pochettino prima di come te adesso. Un pochettino mais o meno così. Ora butta rento i mandolini e smischia il sucro. Butta rento un po' di farina del fornetto, H. e mischia, assa, tanto se vuole usare per tasso, perché se no mette la destinare in una tola. Quando è quasi freddina fa tutti i quadrettini. E fai resta la Che resta cosita. Sì. Guarda. E adesso manca quanto qua? Ah, qua guarda, qua devo ancora mezz'ora ora perché si è sfregato per non metterlo via. Ma mi come che qui le frego, lo ha detto che allora è bien più bel secco col freddo. Sì. E un sacco lo metto via per plastico, con un sacco di plastica. Sì. Un'altra cosa, che nel sucro de canna che dice il sucro negro, vero? E che ne quel pi marelettin, pi bianco, pi chiaro e che ne de pi scuro, perché? Per caso da terra. La terra, la canna. La canna lei è diventata pura terra e il sucro resta bianco bianco. E del giaron, come che abbiamo tagliato questa parte, le super giaron, lei resta così. Resta più bello, più chiaro. Più chiaro del giaron, ma dopo è pura terra resta più scuro. Allora la canna non vuol dire la grossezza da canna, no. Che vuol dire il mosto della canna, la posizione del sole, ecco, della terra. Rosa, e allora adesso devo fare che? Sfregolarlo? Sfregolarlo perché resta più bello, marello. Sì. Va bene, allora ancora noi abbiamo fatto una dimostrazione di come si fa il sucro di canna, il sucro negro, come lo fa una volta di P, perché una volta lo fava anche per indorsire il caffè e fare le cose dolci da casa. Ancora qui che lo fa per vendere, ma quasi più nessuno fa o ha il costume di fare il sucro di canna. Mi vuoi ringraziare qua a Darsi, a Donna Rosa Orso e anche a Sabino che è della famiglia Stefano, vero Marino? No, come primi cugini. Cugini, ecco, allora un ringraziamento a Valti per essere stati qua e fare questa bellissima dimostrazione, va bene? Certo, e noi che vi agradecemos che si impegnai e vede come da noi sapere il sucro. Va bene, grazie! Le cicciarelle. Quanto bello in campagna, quando è tempo di vendemmia, il suo cuore allegre era tutto araia e mi cantava che voleva genitora. Oh, 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 le cicciarelle cantava belle, lo saluto per carità, e mi cantava chi voleva genitore.
saluto per carità. Te lo tiro per la solda, te lo tiro per la cabeza, mamma mia che contentezza, era tutto una raia, e mi cantava ti voleva genitore, oh, 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 le cicciarelle cantava bene, ti saluto per carità, e mi cantava ti voleva genitore, oh, 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 le cicciarelle cantava bella, ti saluto per carità. Valle dritte per strade nuove, che de sotto alle straie belle, e vagar che le ravanielle, era tutto una raia, e mi cantava ti voleva genitore, oh, 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 le cicciarelle cantava bene, e saluto per carità, e mi cantava ti voleva genitore, oh, 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 le cicciarelle cantava bene, e saluto per carità. E là che le passata al suo e quattro moscardine e bianche risoline colorino leghe la colorino eghe la colorino eghe na. Colori non gliene amore, neanche non che cerchiamo, non si dare la mano, per un bacino di amor, per un bacino di amor, per un bacino di amore. Per un bacino di amore, volersi tanto bene, è un giro di catene, che mi incadena il cuore, che mi incadena, perché mi incadena il cuore. Il mi incadena il cuore e più anche la vita, le morte sai finita, non mi marito, più non mi marito, più non mi marito più. Non mi marito più, non mi marito
morto un altro. E mi tu me gaila, sai tu me gaila, sai tu me gaila, sai. Che bellissima sonata stasera del nostro filò. Compartiglie, passei avanti, ciamè, fe la gente saper, se passaremo, se anche le freddo, mia vero. Ascolta, Franco Saccardo, lei è un collaboratore che mi aiuta gran tanto del nostro filò. Lui è della religione Testimoni di Geova, vero? Ecco. E lui fa un bel lavoro perché anche a lui che piace gran tanto del nostro italiano, del Veneto. Lui che è della regione nord d'Italia, ma che è di stare qua a Flores da Cunha e va a fare un estro fantastico, bellissimo, ecco, dentro delle sue prediche in italiano. E allora voglio invitarvi a tutti gli altri per sapere di questo, per andare a vedere. Vai Franco, fa il tuo invito! Cari amici del filò italiano di Edgar Marostica, anche quest'anno, ed è questa l'informazione che voglio portarvi, i cristiani testimoni di Geova ha organizzato un bel congresso e il tema è la fede la ne fa più poderosi. Ecco, in questo congresso si sta facendo discorsi, video e film, tutti in lingua italiana. Per questo ho caro di convidarvi ognuno di voi altri. Guardate, adesso vi faccio vedere il convite per tutti. Cari amici del filò italiano, voglio convidarvi tutti a vedere questo congresso. Eccolo qua, il convite per tutti voi altri. La fede la ne fa poderosi. Congresso delle Testimonie di Geova del 2021. Gemo caro di convidarti per vedere il congresso delle Testimonie di Geova dei 3 giorni di questo anno. Per causa della pandemia del coronavirus, il congresso di questo anno sarà visto nel jw.org. I discorsi del congresso saranno nel sito durante i mesi di luglio e agosto. Adesso voglio farvi vedere un piccolo film che illustra il congresso. Vuol essere fatiga aver fede in quel che non te può vedere. Ma la vera fede non vuol dire credere in tutto. La vera fede la vende quel che è bel che succede, in cose che si può vedere e nelle verità. La fede la ne dà coraggio e forza e ne aiuta a accettare firmi. Quando affrontiamo difficoltà nella vita, la fede la ne dà pace. La fede la ne aiuta a avere oggettivo nella vita e ne dà la vera allegria. E te vuoi avere di più fede? Guarda il congresso del 2021. La fede la ne fa poderosi. Cari amici, abbiamo proprio tanto caro che poter vedere questo congresso. Vi ricordo che è tutto in italiano, non si paga niente e abbiamo proprio caro che poter andare dentro nel sito jw.org/vec e poter andare dentro senza problemi. Questo ne dà la possibilità di avere una fede più forte per affrontare tutte le robe che potremo incontrare nel futuro. Vi ringrazio del mio ascolto e vi saluto tutti quanti. Ciao a tutti, ciao! Grazie Franco, cosita sì, bravo! Ascolta, adesso che abbiamo Vincenzo Marostica che fa una piccola riflessione sopra a vita, sopra il momento che noi stiamo drio passare adesso. Vai Vincenzo! Un giorno mi sarà drio pensare che noi abbiamo una responsabilità per tornare a questo mondo meglio, parlare di più con gli amici, con i fioi, con la mamma e il papà.
proviamo far di più questo essere, per tornare questo mondo meglio e in pace. Struconasso di Vincenzo Marostica. Bravissimi, nostro filo italiano qua della 11 qua in cantina, qua Serafina, proprio i nostri patrocinatori, quei che dà forza, i nostri patrocinatori culturali. Un minutino solo, torniamo in seguito, vai! A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem bufão. Ah, então tá bom. Se no caminho tem bufão, então tá bom. Bufão, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Ecco il nostro filo italiano qua stasera, freddo, che femo fuoco e se scaldemo. Abbiamo una frottola con tutta la nostra equipo, bellissima fruttoletta, e in seguito, sento cosa che abbiamo, i partigiani con la sonadetta, quel uccellino, Gian Piccolotto, Giandenil Perotti, Irineo Lume, a tutti loro un struconasso, vai là! Bem, allora sta patente la era fuori, allora sempre le galline stae molae. Galline, patti, marecchi, gansi, occhi, gansi no, occhi, le che altre la Faraone. Tutte che bestiolette lì fuori. E che se era un nene, ascolta bene, vatti con mia che storia qua, ma l'è vera. Ma sì, eh? Che c'era un nene che aveva 6 annetti. Giovano, piccinino dato là a fare i suoi bisogni. Da patente. E sotto passare le bestiolette. E intanto che fece i suoi bisogni, un pato che porta via tutto. Lei resta senza niente. Credo mia. Sì. Tu sì che tragedia. Una tragedia. Ma lei venne sto grande e tutti quanti lo sapevano, commentea e vai, e già sapevano che il nene aveva il sacchetto, e vai. Ma infatti, far cosa? Sì, non adianta. Lei è una tragedia, ma lei mi è morto. Ecco, allora tocca sempre guardare avanti. Grazie a Dio. C'è un giorno,
e viene sgrando e lui voleva lavorare, capisco? E allora col fatto di 18 anni le è dato a fare un corso della prefettura. E allora il prefetto lo ha chiamato e Concorso della prefettura. Ecco, poi viene a lavorare a prefettura. Ma allora le resta contento. Ma contento, faceva il primo imprego. Ma tutti lo coglionè, che dicono che il bullying. Bullying. E soffria di bullying in scuola, senza sacchetti. Sì, viva il cane piva, su per la riva, sbrega il sacchetto col canivetto in tontan, allora lui piandeva. Ma infatti è andato a lavorare, scommissiato. Allora che ha detto è vetta segreteria d'agricoltura e obras che si tutto insieme là, e tutti lavorare insieme. L'unite scommissia, ma guarda qua che è il telefono del segretario. Del segretario, te che lighi, te combini, dighi che te che parlare con me qualche cosa che me lighe, che me telefona e che combiniamo. Beh, va bene dato casa con ta mamma, papà, l'unico commissione lavorare. L'era al vendere dopo mestì. Pensa contento, ciò. Sì, ciò. Ecco. E allora ciò, e c'ha il telefono e che telefona al segretario. Il segretario ha detto go parlare quale cosa, go parlare col prefetto che ha detto che posso scommissiare l'unico. Che ha detto go savesto. Ma allora scomissio che ora? Lui che ha detto così, guarda. Noi altri qua scommissiamo le 8:30, tutte le prefetture, 8:30. Orario dei funzionari pubblici, 8:30. E il gadito così, solo che con scommissiamo non abbiamo niente da fare. E stiamo fin le 10 a russarsi le borse, il gadito. E come tutti si sensa che tu puoi venire 10. Vamos là! Vai là, Perotti! Quell'uccellino su quella rama chiamava la dama la lilla, chiamava la dama la lilla. Quell'uccellino su quella rama chiamava la dama la lilla per far l'amore. Dimmi poi biondina come vai a quell'uccellino la lilla, quell'uccellino la lilla. Dimmi poi biondina come vai a quell'uccellino la lilla per far l'amore. E adesso? Quell'uccellino sulla finestra e lui fa festa la lilla, e lui fa festa la lilla. Quell'uccellino sulla finestra e lui fa festa la lilla per far l'amore. Dimmi poi biondina come vai a quell'uccellino la lilla, quell'uccellino la lilla. Dimmi poi biondina come vai a quell'uccellino la lilla per far l'amore. Dai che paia la cadestra e fuori il formello, al miglio anche. Le cosine del fiume. E l'allegria la vende ai giovani, e l'allegria la vende ai giovani, e l'allegria la vende ai giovani, e non dai vecchi amareti. Ciribiribingo, male festa, ciribiribingo se lavora, ciribiribingo l'amorosa, ciribiribingo è da trovare. Ciribiribingo, male festa, ciribiribingo se lavora, ciribiribingo l'amorosa, ciribiribingo è da trovare. Andiamo via! E là per tutte andando a messa, e là per tutte andando a messa, e là per tutte andando a messa, e a quel dì se gasposa. Ciribiribingo, male festa, ciribiribingo se lavora, ciribiribingo l'amorosa, ciribiribingo è da trovare. Ciribiribingo, male festa, ciribiribino se lavora, ciribiribingo l'amorosa, ciribiribingo è da trovare.
l'uccellino su quella rama. E canta la rila, e canta la rila. E allora compartì, lì e passi avanti il nostro filo italiano di stasera. Sia freddo, sia quel che sia, bisogna mantenersi allegri, bever vin, brodo coi freddi, fare le nosele, salera che boie, fuoco e che sia anche i pignoi, sapecco di pignoi, qua è una scianta. Abbiamo una frottola al punto in nome del modello Penei de Bento Gonsalves, in nome del supermercato polivalente di Santa Rosa, cosita sì, la frottola dei papagai. Stia attenti. Bene, Adilnet, provvedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, la Paludo che è una rete di logge, di 7 logge qua nella nostra regione, che ha festival de stivai, perdone, Ramarin, Dakota e Via Marte. Fin 10 volte per pagarti il cartone, 50% di sconto, fin 50% di sconto di più di 2000 modelli di stivai di donne, logge Paludo. Baspan, ecco, è il meglio stivale che ha per stare in Brasil, è un prodotto Baspan, di a basso pancotte, distribuidora di più di 10.000 prodotti di agropecuari, giusto? Mighi Plus rasson per vacche, polastri, piegore, becche, cavalli, galline, porchi, bestie belle e sane che vuol Mighi Plus. Abbiamo a vodka Ralska, vodka che fa le meglio caipirinhe, polivalente mercato che te ho consiglio di essere un mercato da famiglia di Santa Rosa, completissimo e grande. Rede de Postos Buffon, abastecere combustibile e lavori da Rede de Postos Buffon, Così si depide 90 posti nella nostra regione, qua 3 a Serafina, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Abbiamo la Pian Alimento, sono per can gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione. Abbiamo la Bravecto che previne e controlla puldi e carapati per più di 90 giorni, per i can. È l'unico prodotto del mercato e modello Penei de Bento Gonsalves. Penei Bridgestone, Firestone, Agricola, Fora de Strada, tondi, tutti negri, grandi, c'è come che voliva altri. Ma la storietta che va altri volì, la sequela del pappagallo, mia vera. Allora che c'era un tempo come qua, la nostra regione qua, temporale brutto, piova, acqua, sciantisi, troni, un bacan. E un cristiano che aveva comprato un pappagallo, che sto pappagallo, la unica parola che sapeva dire era corno. O chiamava di corno e lui che di là stia mieti i soggiorni, che di toncò i pappagalli, mi chiami di corno, te sfeniso. Ecco, rivarento tutto muoio, strassinà, sfenio, stufo, il pappagallo si mi sa, corno di qua e corno di là, a se cosetta, e un temporale che viene su, lo gacciapà, piantare rento una cassetta di scarpe, intorcia su, piantare intera come si ha peade, rabaltoni, peade, sto pappagallo in qua e lui peade, te mi chiami di corno e peade, piabon finire, cioè, quando che ga pensa di fermarsi, capisci più niente, il pappagallo un silenzio assoluto, il ga pensa, go copà il pappagallo. Ciappa verdi fuori la casa, col gaverto la casa pappagallo viene sto fuori al gadito, ma dove eserito? Con tutto questo temporale, stiantisi, tutto quanto, che manca luce, brutto corno! Quasi morto, ma se cammina da smentecami, è vero? Vuoi mandare un saluto a Nelsinho De Vila e la Sonia, allora che mi ha mandato questo quadro bellissimo qua, del giro dell'acqua, la roda dell'acqua, vero che una volta smenea mulini, un strucconasso. Allora chi sei fotografi, chi batte i ritratti a tanti e tanti anni, chi sei grandi professionali, grandi amici nostri, Nelsinho De Vila e la Sonia, grazie. E adesso chiamiamo che? Adesso chiamiamo il reportaio del Sapecco dei Pignoi, andiamo a vedere. Per parlare di pini e per parlare di pignoi, niente meglio che questa epoca qua, a Serafina Correa, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, una regione che ha tanti pini e tanti pignoi. Questo qua è un pin giovane, da par sentire qua i pappagai e le scatolette che canta perché che piace anche loro di pignoi. Allora che bella boccia, cattata su qua intera, in mezzo alle grimpe. Adesso noi andiamo a fare un sapecco.
Allora qua abbiamo un per de voce per far sto sapeco. Sapeco è una parola brasiliana che sta scumissia quanto il Brasil do parar da far sto sapeco. Ma sarebbe come brustolar i pignoi a tel fuoco. Ecco, e allora andiamo a spaccare voci, dopo li tremo insieme sulle grimpe, sul muccio de grimpe, che demo fuoco e dopo mangiamo i pignoi quando è brustolai. Va bene? Alla salute e l'amicizia, do pignoi e vin! Ecco, sapeco dei pignoi, parlando di pignoi vari li qua, Mosele, fuoco che l'arde a salera che boie e un bicerotto di vin, la la la, la 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 la. Ascolta, vin, chiama sonade, momento romantico, oh mio signore. Deck Giovanni, ecco, Giatti, vai là. Oh mio signore. Oh mio Signore, in questo mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Oh mio Signore, io ti ringrazio di ogni cosa che ho avuto, grazie per tutto quello che tu hai fatto per me, però sì, questa sera posso farti una preghiera, fa che domani lei ritorni da me. Oh mio Signore, in questo mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento, sono contento. Grazie per tutto quello che tu hai fatto per me, però sì, questa sera posso farti una preghiera, fa che domani
domani, fa che domani lei ritorni da me, fa che domani, fa che domani lei ritorni da me, fa che domani, fa che domani lei ritorni da me. Ma dopo di una bellissima sonata, di far venire sul pel de oca, di ricordarsi di 18 anni, di far gemei 2 sere senza fermarsi, che se una frottoletta con la nostra equipe, vai là! Adesso parliamo di sta famiglia qua, che aveva due tusi, due uomini, venesti grandi, un firmete studio e un laurador. Assieme amiche, Luca aveva su carreggioni, rabuti coi man, voltea radi per sora così, le bestie, lui le botte, pugni. Rabaltare una vacca c'è per fa il naso così, da un colpo così, paiaiava, vacca. Era una bestia. E un dato a studiare fuori. Ma quel che è andato a studiare fuori, è andato a studiare lega crescesto e tintontanle, e l'era di studiare veterinaria. Questo bene. Capio? E quel casa, lui era ruspego, selvatico, lui era quasi analfabeto, non voleva studiare, laurea tanto e sempre cattivo. Lui era una bestia. Una bestia, cattivo con tutti. Sempre con superbia. Sempre, Allora lui, la mamma e il papà, non gli era buoni far vita. Lui era un uomenasso, il figlio, quel che voleva lui. C'aveva un porco che dava una gamberata e padadan intera. Sì, Fare un cacciasso capello sol. Capello sol, piantava le gambe così, tre balotte, galline che dea peade tre fuori il sicchero. Era il demonio, Ma una volta che ha dato una steccata a un cacciasso che era un ciodo così, te appunta che ha baiao, cacciasso che ha dato un salto, è andato in bora con una stecca piccata in cima a schiena. Ancora piccata. Cattivo, ma pensa che un uomo cattivo, deve avere col capello sempre in testa, gli occhi fuori dalla testa, così pare che era un can rabbioso. Sta oliando che? Sta oliando che? Sta fino in cara, ecco, ma una bestia proprio. Allora un giorno viene in casa quel che era quasi un santo, immagina la mamma, allora lo paparicava, mio piccinino, adesso da mangiare, ti passi fame, no, sto bene, togli dei soldi, che altro casa Dio porco. E riesco l'altro, arriva con l'altro. Che altri. Donne, l'uno ghincate perché nessuno lo voleva, e donne che aveva paura che pianta un pugno mi svenisse, mi cava via una ganaccia. Se che passava la manta a faccia era una grattarola. Dio, per pure i rischi, detta Maria da Pegna. Cali alti così, onge lunghe, pure piene di terra, una bestia. Voltea la rado così, piantana a piana, voltea, causcio pintato, e poi correa sotto la rado. Tagliare che le onge con la tanaia. Con motosserra. No. Manco. Allora quando viene in casa, adesso viene a sfoto. Sì. Quando viene in casa il figlio, la mamma e il papà, porta via del quarto, la via calato su in colonia. Bestemmie, porchi e madonne che rebombea tutta cagnata così. Drio arar. Allora che ti vara qua, ascolta bene. Ascolta, e il cavallo, le magro sfeniu in pisà senza ferri. Lui lo ciapa lo fa correre lo sfenisse. I boi la ora il dintiere venga anche a casa mangiare il mesdì, non gli dà acqua, i boi li fa correre sotto la rado, i se impisai, i ga male il col, dice che male il col, impisai. Ma la cioppa, Bon, il che ha detto lui zodia le bestie, i porchi gli dà da mangiare quando che quasi salta fuori, se no non gli dà da mangiare. Mica mai visto una bestia, compagno, non sapevamo più cosa fare. E lui è andato a Porto Alegre a studiare. E gli ha pensato a parlare col direttore, tal, che ha detto, bisogna che te pensi qualcosa a studiare, le vieni a casa, 8 di dopo. E gli ha detto, dighe che mi quattro studio che sono a fare, sono a imparare a capire bestie. E dighe mamma, dighe che mi parlo con le bestie. Allora mamma viene in casa a sera, e lo che da mangiare stasera? Oddio, nell'ora vecchia bottiglia da mangiare 3 a rento, una polenta grande così era 2 sbocconate e 3 a sopra. Radici, seule piccate, così passiamo a rento così, te ne aveva mezzo chilo. Allora invece ha detto, ascolta, bisogna che te conto.
Te sette fratelli che le devo studiare. Gallo che è quella? Sì. No, le devo studiare bestie Legal. di una maniera che va a essere veterinario, Mm. che il parla con le bestie. Tindemo parlare con le bestie. Ma andiamo, mamma. C'ora lui che dia, quando che le viene a casa, la vecchia a mamma, ha che racconta tutto a quel. Ha detto, ti adesso te ve e te che dici, dito e fatto. Allora chiama la fratelli, che vorrei caro parlare con te. Vuto che? Vieni qua che vorrei parlare con te, vieni qua. Che i boy là, guarda, mi son bel che Dio vede che loro vuol parlare con me, vieni insieme, varrà da renti boy. Aspetta, ascolta, Tasi. Ah, sì. No, go capio. No, ti fallo anche a questa. A parlare col bonito. Col bonito. Allora il gadito, Gallo dito che? È il gadito che ti te lavori il dì intero, te li fa correre sotto la rado, te che dai scuriate, no che te che dai de mangiare, i passa sen e loro se tutti impisai su, se sfeni, e muore. Se va così, muore i boy. Oh, l'altro è andato in Dio, sì, tu sicuro che il gatto, sì, il gatto parla con me. Il bonito. Il bonito. Ora guarda in su che è il cavallo che mangia la sfenio. Sì. Demo su parlare col cavallo, che altro che comincia a levantare su e rece. Allora tu su che ha detto, che gao che? Allora fa da rente il cavallo non si muoveva. Allora che il cavallo qua è in pisa, e il mal una gamba, non te lo inferi, e il passa sente, ve il mulinti assi senza bevere acqua, le sfenio strasinalga tanti anni, tutto per stare. Ma disito de sì, e l'è cosita. Quando gli è andati dopo al potrero, cosita, dove in fondo che era una manda, girleitera, grande, bella, ligata là, e che ha detto, andiamo dopo a parlare con Amanda. E il toso che l'era soltero, che non capiva amoroso, che ha detto, non stanno a parlare con Amanda là, che è una grande ed una busiara. Intanto se ride e se scherza, che bene, andati bene, ah. Che abbiamo i nostri patrocinatori, i nostri appoggiatori culturali. Andiamo a vederli un minutino, solo torniamo in seguito con il nostro filo italiano. No, minha vez. Não é nada. No caminho tem bufão. Ah, então tá bom. Se no caminho tem bufão, então tá bom. Bufão, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.
va bene, ma adesso che abbiamo un mestiere interessante da andare a vedere. Andiamo fine Italia. Gli mandiamo un saluto a Rogerio Trevisan, fratello di Roger, la Gisele Dalagnol, Lori che ha fatto un costellone là in Italia. Sì, l'ha mandato un video che è stato una maraviglia. Yeah, che tal, no? Cosa mi dicevo? Costellone in Italia. Sarà una cosa spettacolare, mai vista, compagno? Devo vedere sto video con questa gente qua. Cosa che la Gisela mi conta sopra questa sorpresa a quei di Vicenza e della regione. Vai là. Boa noite, Roger. Boa noite, Maróstica. Boa noite a todos os ouvintes aí do Filó. Eu sei que o assunto de vocês hoje é peixe, mas o que bombou aqui na Itália no final de semana foi o nosso churrasco gaúcho, né? Nós fizemos aí uma pequena festa da empresa da nossa família, agora que temos um pouco mais de liberdade, visto que os casos de Covid são sempre menos na Itália, graças a Deus, por enquanto. E nós aproveitamos aí para fazer uma pequena comemoração da empresa da nossa família e comemorando também os 40 anos do Valentino, meu marido, né? E para fazer uma coisa diferente, né, que o pessoal aqui da região nunca tinha visto, e visto também o fato que a família do meu marido tem um alevamento de bovinos, de vacas de carne, né, uma criação de gado de carne, gado de corte, nós criamos aí a oportunidade de fazer um churrasco com a carne nossa, né, produzida aqui na nossa empresa, a carne de bovino de raça chianina, que é a raça famosa da zona da Toscana, né, da bisteca fiorentina, que é conhecida em todo mundo, mas essa é uma chianina vêneta, né, vêneta, nossa, nascida, criada e alimentada com os produtos, os cereais e o feno que produz a nossa família aqui mesmo nas montanhas de Vicenza. Então, não podia, claro, deixar de contar com a ajuda do nosso amigo Rogério, irmão do Roger, filho do meu queridíssimo professor Zenésio, que me ensinou a falar italiano, né? Contar com a ajuda do Rogério para fazer esse churrasco junto com o Eric Piovesan da Churrascarias La Fazenda e Casa Brasileira. Foi uma coisa fantástica, né? Nós fizemos um costelão, não um costelão à janela, porque aqui na Itália é até difícil ter os espetos apropriados para fazer em grande quantidade a janela, o costelão grande. Então nós fizemos alguns pedaços maiores e pedaços de costela normal, conforme os espetos que o Eric conseguiu roubar das churrascarias, né? E foi fantástico. Os italianos ficaram impressionados. Nós fizemos esse evento no alto das montanhas aqui, que são os locais onde nós levamos os rebanhos para passar as férias de verão, digamos. E nesses lugares tem muitos turistas que caminham, que passam de bicicleta, famílias. Enfim, então essas pessoas viam aquela fumaça, aquele tumulto, viam aquele churrasco que nós fizemos na entrada e paravam e vinham lá perguntar, né? Mas o que é que vocês estão fazendo? O que é isso? Que tipo de cozimento é esse, né? Porque as pessoas nunca tinham visto aquele fogo feito no chão. E esses espetos de carne que cozinhavam, né? Que cozinharam a tarde inteira, assim. Então foi fantástico. A ajuda do Rogério, da Vivian, do Eric, da Serena, a mulher dele, e de outros amigos brasileiros, a Michele Tedesco, que é aí de Casca também. A ajuda deles foi imprescindível para fazer esse evento. As pessoas aqui da cidade continuam falando até agora, porque ficaram muito contentes de poder ter visto isso, com muita caipirinha, claro, também. E agora ainda tem gente que continua nos pedindo, quando é que vai ter de novo? Quando é que vamos fazer de novo? Até brinquei com o Rogério, vamos abrir uma empresa aí, vamos fazer esses eventos, fazer costelão aí pelo Vêneto afora, né? Porque os italianos adoraram. Bom, Roger, obrigada pelo convite, é um prazer falar com vocês aí no Filó, e um abração e até a próxima.
questo è il nostro filò. Che spettacolo. Assa che fai freddo, che fai come che vuoi. Femo anche un momento romantico con Jatir, Decchi Giovanni. Tornerò. Pensate una sonata romantica e bellissima mia, vero Jatir? Marastica, mi adesso canta la musica che per me è la musica più romantica che c'è. Non c'è più musiche più romantiche che questa che la suoniamo adesso. Perché? Mi ricordo quando io ero piccolo, i miei fratelli, la Anna, l'Enio, la Leda, che loro ascoltavano della radio, quando veniva fuori quella musica qua, gli metteva tutto il volume della radio. Rivedo ancora il treno allontanarsi tu, e scioglie quella lacrima. Tornerò, com'è difficile restare senza te. Adesso scrivo, aspettami, il tempo passerà. Un anno, non è un secolo. Tornerò. Com'è possibile un anno senza te? Sei la vita mia, quanta nostalgia senza te. Da quando sei partito è cominciato per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo del nostro amore. La rosa che mi ha lasciato si è ormai seccata, io lo tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami, tornerò. Pensami sempre, sai, il tempo passerà. Sei la vita mia, quanta nostalgia senza te. Tornerò, tornerò. Sei la vita mia, quanta nostalgia senza te. Pensami sempre, sai, tornerò. Che bellissima sonata, eh? Fa venire sul pel de oca, fa ricordare i 16 e 18 anni, che le persone che epoche qua, qui che ha 60-70 anni, come noi altri così,
se vide 1 milione di anni va a ricordarsi de tornerò. È mia cosita. Ma vabbè, ancora era per parlare solo il giorno del pescador, giorno 29, dia do pescador, dia di San Piero. Allora le frottole erano tutte di pescaria, in nome del patrocinio di Pessi, di Anatu Pesce, da famiglia Treviso, di Marcello, di Gigio, di tutta la sua famiglia. Un ringraziamento speciale a loro che vende pesci e derivati di pesci e tanti prodotti di altissima qualità, quante Anatu Pesce, quante a di Pessi, cosita. Allora un ringraziamento speciale a loro. E anche vogliamo ringraziare a Modelo Penei di Bento Gonçalves, linea Bridgestone, Firestone, fuori di strada, agricole, qualche tipo di Penei. Vogliamo ringraziare Super Polivalente da famiglia Deitos il conceito di essere il mercato della famiglia, proprio così, perché abbiamo parecchiato una stessa dei pescatori. Podarissimo mia a sar passare in bianco un coi e dargli complimenti a tutti i pescatori. Vai Tusi, de che paia! E allora mi sono sempre costumato ad andare a pescare con una muccia di cose, no? Ma te conto, ma Marigno de Dio ti parecchie te per farti venire sul pel di oca da me pescaria. Ah sì, Ma tu non ti puoi immaginarti la cosa che mi go passa. Se tu andai a pescare in due. Non te che ho visto che goe mani che fate do? Sì, sì. Mi te conto perché. Perché? Ti non te credi neanche. Ascolta bene. Dimmelo. Allora ciappa e compra su un per de poci. Sì. E ciappa esoterio. Ho detto, vuoi passare una giornata mi sol. Spraiamo fuori le idee. Le belle starti mi sol. Allora sono andato dotterio Taquari. C'è passata Santa Teresa, lì sono andato finché ho cattato un posto là, un bel posto da star. Rio calmo, le basso adesso il Rio. Ma era un posto che credo che l'era a fondo perché aveva una bacchetta lunga e grossa. Sì. Già era un remanso. Ecco, allora tre cosita, finché che nel suro, no, la boia. Sì, ecco. Beh, allora e mi ho portato il vino, mi ho portato da bere, da mangiare, ho c'è un salamotto cosita, vai. Sono là, magno, l'era quasi mesdì, non tira. La pazienza la va via quando non te peschi mia. Sì, sì, sì. Ma vedere che vedi in quando guardando così, vede tipo un redemoinho dell'acqua, ma come? Capisco? Ma ho detto, va, vede che c'è qualche buso dell'acqua, e vai. La denascianta, mi vuoi inventare di ciappare un tocco di salame. Ascoltate ben tose. Ciappare un tocco di salame, lambo grande. Piantate lambo così con tanto qua bacchetta. Vi in fondo. Ma con go tratto ti te credi mia? Che? Gattirà dossuro e tutto. L'endato in viso così, mi go firmare così. Magari un barancotto d'endardò. Ma te a ora così? Ma te a ora, tipo tratto in bocca del pesce. Ma signore. Quando che il pesce cacciapala così che l'è andato, mi firma così da dovina, mi ha dato un colpo secco, su mi è cascato il rio. Ma che era 1,5 metri, 2 metri di barranco. È dato do raspando. Dato do raspando che ho pensato torno in Dio, come mi adesso qua? Sì. Capoeire per tutti i cantoni, e mi firme te. Del bacchetta, me gamenà. Mi gamenago pensare un carpa capinde qualche 10-15 kg, va sapere. Ah sì, Mi gamenà su cosita di repente in do, cosita mi sapeva pindo e trame. Non è che ti sei mai piccinì, se fosse mia idea che il pesce patinei i dischi. Sì. Quando go firma, ascolta bene, quando go firma così come uno in corto che era un mestieramento cosita davanti. Un battibuio. Sinto mestiere che si intorcia intorno alle gambe. Ho detto, ma che che qua e mi tira su e tira su e viene su e tira l'aria e che da rento, tira aria, casco sotto acqua e cada volta più intorno. Credemelo in coscienza, nasiboia. Credo mia. Nasiboia lunga che finia più. Ma mi me go pensare del canivetto marino. Gavè un canivetto scarsella che passava ante il canivetto lo goverto così e intanto che la si intorcea su te mi aveva più aria ormai. Che ho go piantà così te go sverto. Quando go ma che l'era usà. Sì. Goverto fuori credano in coscienza. Che veniesto fuori un vedel che de un 100 kg. La panza de abissa. Ah sì? Sì. Dischi si boie mai bestie ciò, che se era una invernata la darente ciò che bestia un mestieramento sanguasso, la pizza che scomissiamo là, me go tira all'aria, me go tira su ciò. Ah, signor benedetto, ma col sangue. Sì. Ti credi neanche Marigno? Nasi boia, vero? Sì. Col sangue vedo un altro redemoinho. Lo che? Deste credi mia.
Un zaccarè! Andiamo Ma un zaccarè, una bocca così da due occhioni grossi che gli viene incontro! Ma in Taquari che ne Zaccarè adesso Ma che ne, se sono di dirtelo, cioè il me viene, mi non so cosa fare, scampo di qua, scampo di là, viene con la bocca, mi go passare, ma così lo go ciappai col canivetto tac, il canivetto battevo e tornea, battevo, la scorsa! Dura ciò, mi non era più buon salvarmi di sto zaccarè, cioè, e vai e torno e tira e lui pure si fisso i denti, tac, e mi scappare, là della stanza go pensare. La unica salvazione è il vedel. Abbiamo dato un'altra remenata sotto che passava a gamba del vedel con piantà in bocca. Sì. E che c'ha il vedel così in bocca si era tolta. Come pensare, sono salvo. Adesso sono salvo. Come si hanno dar. Sì. E sento tecche, becconi di ave. Sì. Ave. Ave sotto l'acqua? No. E mi pare ave, ma Mario, e c'era le piragne. Le piragne mi becchia per quelle che sono con la camicia maniche lunghe, che sono tutto marcate. Pieni di rischi. Dopo mi caro che ti tiri nudo puoi vederti. Sì, te mostro. Sì. Ma nei 3 posti che ho fatto punti, dottor Paolo, che ha fatto punti, cioè becchia. Quando sono arrivato del baranco, un metro e mezzo per andare su. Fa come da su Vardo Pindò che n'era un taquaral. E era una taquara cascata do, mi ho piccato la taquara e ho scappato fuori. Quando sono arrivato fuori, la unica cosa che mi pensava, bisogna che ringrazio a Dio, perché non esiste salvarsi da quella situazione lì. Ma immagina una ziboia, dopo un zaccarè, le piragne. Sì, perché piragne che ne non parlino. Allora quando sono arrivato fuori che go guardare in su, che go levantare i bracci per ringraziare a Dio per essere ancora vivo, mi ho dato davanti con un urso bianco polare. Credo mia! Io attacco a duvido se che ne ursi polar, credo mia. Ma ben che dico, lo gotta papa e rece che dico, ma fetto che ti qua? Proprio siamo di finire il nostro filone, ancora che ne calma, piante, nive. Ecco, marti che viene tutta la nostra equipe qua, tutti sani e salvi, tutti qua, marti che viene. Va bene così? Ecco, a Dilnet, provedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, la Migi Plus, rason per tutte le bestie, la Basso Pancote, distribuidor dei meglio stivai che capestain del Brasil, supermercato polivalente di Santa Rosa, vodka Raisca, la vodka delle meglio caipirinhe, Loge Paludo con dei più di 2000 modelli di stivai pardone, con fin 50% di sconto, con Ramarin, Via Marte, Dakota, no Festival das Botas, che abbiamo rete di posto sbuffon, Roselio, strugonasso a ti tutta la tua equipe, che abbiamo la piana alimento da son parcangati e pesi, la Bravecto che previne e controlla pool di carapati par de più di 90 giorni, ai can e anche la modello Penei di Bento Gonsalves che te cati qualche tipo di peneo. Va bene così, amico una frotola ancora vanti di finire. Vuoi ringraziare qua a Jatir Decchi Giovanni che le devo parecciarsi per inserire il nostro filò, proprio così, ma anche a dire che sei una frutoletta. Ah sì che è una frutoletta, savio che il nome da modello Penei di Bento è il nome del supermercato polivalente. Ascolta bene, una volta un cristiano ha fatto che l'è andato del prete. Lei arriva là del prete e gli ha detto, prete, mi voleria sapere se toccare che la parte là di amorosa l'è peccato. Bella fatica che l'è peccato. No, ma prete, ma ho soldato una toccadina, ma male così da desbrision. No, l'è peccato, per l'amor di Dio, l'è peccato, bisogna che te paghi. Ma come prete? Vada qua, vai la via, davanti dei santi, davanti di Gesù Cristo prega, tu e il rosari, detto capio, e dopo quando ti siedi a casa, passa la via ta cestina da imosina, la cassetta da imosina, e butta dentro un per di fiorini, detto capio? Ma allora prete vuol dirmi che toccare la medesima cosa da fare, per a fatica, fare toccare la medesima cosa, ma signor prete, ma sarà, sì. Vai la via a pregare, viva la via in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, mezza ora ciò
per pregare 2 rosari. E il prete, che stia di occhio, la testotoso. Quando che ha finito il padre figlio e Spirito Santo, il via passa mascarsella, ciappa 5 conti, e passa via ta bustina, ta cassetta dove mettere dentro i soldi, e fa che il mette, ma il ciappa e porta via. E il prete che guarda, non è che dito, e mica te devi guardarti, perché mi metteste dentro i 5 conti. E ho detto, ma prete, voi che mi ha detto proprio voi, che toccarle è la medesima cosa da fare. Mica fatto imosina. Gente, fin Marti che venga a tutti quanti un struconasso, ciao, salute, fin Marti che venga. Ecco, Filò Italiano, vi ringrazio Edgar Marostica e tutta l'equipe che sta lì na live do Filò Italiano. Eu quero desejar para vocês muito sucesso, uma paz no coração muito grande. E um grande abraço a todos os amigos que participaram nesta noite aqui, que foram centenas, né? Foram centenas de pessoas que entraram na live. E dizer para vocês que aqui em Bento Gonçalves as portas estão abertas aqui para você que não conhece ainda a nossa cultura italiana, a nossa comida, a nossa bebida, que é o vinho. A Bento Gonçalves é a capital brasileira do vinho, né? E também a nossa música, a nossa cultura toda, a comida, a gastronomia, enogastronomia. Aqui então na Casa da Giovanni, nós temos um espaço enogastronômico que está recebendo principalmente turistas, pessoal que vem de fora, os amigos e tal, sempre com um agendamento, né, conforme já foi falado. E aqui na nossa casa a gente faz a comida, a gente faz a bebida e faz a música. Então é um ambiente típico italiano, muito gostoso, e para a gente poder reunir amigos e familiares também, né? Tenho esse CD, se vocês quiserem também. Todas essas músicas que foi cantada e mais essa que eu vou cantar agora está nesse CD, né? Já tiro daqui Giovanni, Innamorato di Te, né? E também eu faço shows por aí. Se alguém de vocês sabe de alguma festa italiana que porventura quiser me contratar, também pode entrar em contato conosco pelos nossos telefones, né, que o Marostica vai deixar para vocês aí, 3454-3200 ou 999448156, tá bom? Então nós vamos nos despedir dessa música, desejando para vocês um bom ano. Cuidem-se, pessoal, né? Cuidem-se, pessoal, porque o momento não está para bailão, né? E sim para quentão, não é verdade? E então nós vamos tocar mais essa música que foi feita, que foi autor é o Bobby Solo, que também foi regravada por muitas pessoas. Um grande abraço a todos os meus familiares, os meus amigos, os que entraram em contato conosco aí, tá bom? Um grande abraço aí para meus filhos, Arthur, Emanuele, meus irmãos, a todos os amigos que por aqui passaram nesta noite, nesta live grandiosa aí do nosso amigo radialista. Falando em radialista, eu tenho um programa na Rádio Olé aos domingos de manhã também, e gostaria que vocês participassem na Rádio Olé Digital. Pega pelo celular, tá bem? Pela internet, aí digite Rádio Olé Digital e você vai ver das 8 às 13, às 8 da manhã, de todos os domingos, às 8 da manhã até às 13 horas, muita música gaúcha. Eu também sou gaúcho, tá bem? Então um grande abraço a todos vocês, uma boa noite e uma boa semana. E fica com vocês, Una Lacrima sul Viso, Bobby Solo. Una lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti mesi ora so cosa sono per te. Un sguardo ed un sorriso han svelato il tuo segreto, stata innamorata di me ed ancora lo sei.
tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo di amore di avere in questo istante per me, e non amo che te. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo di amore che si avere in questo istante per me, e non amo che te. Buonasera a tutti, grazie, filo italiano. Nina, t'ho visto quando del rio lavavi e il mio cuore di amore secca in pienesto, in quanto lavavi e battevi le tue robe, e sconto te ho rubato il tuo bel fazzoletto. Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, te voglio basare. Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, te voglio basare. Tiro larero, larero, lara, sta Calabrisella morire mi fa. Tiro larero, larero, lara, sta Calabrisella morire mi fa. Quando per studiare in città son andato, bella come Tino ho trovato. Quando ricordava i tuoi occhi sempre appassionati, sai quel tuo fazzoletto con le mani struccava. Calabrisella mia, Calabrisella mia, la tua bocca l'hai fatta per basare. Altra volta! Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, te voglio basare. Tiro larelo, larelo, larà, sta Calabrisella morire mi fa. Tiro larero, larero, larà, sta Calabrisella morire mi fa.
A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! E dá! Não! A minha vez! Não é nada! No caminho tem bufão? Ah, então tá bom. Se no caminho tem bufão, então tá bom. Bufão, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.